Settima corsa dall'Arcoveggio, un confronto sul miglio. Sono femmine indigene di 5-6 anni in 11. Al via per il tiro di Dina Vald, 2 Ezechiela, 3 Ellie May Dalvio, 4 Estia SL, 5 Etti del Ronco, 6 Delta del Circeo, seconda linea, 7 Heller Soap, 8 End of West, 9 Eclissi di Casei, 10 Dinatà, 11 Dodville, 12 Elenoir Treb. Pronostico che in chiusura vede Etti del Ronco favorita su Estia SL, numeri 5 e 4 dello schieramento. Macchina stacca con veloce Etti del Ronco su Ellie May Dalvio. Parte bene dalla seconda linea di Natà, che però rimane scoperta all'esterno. Sulla curva continua a guidare Etti del Ronco nei confronti di Ellie May Dalvio. All'esterno è sempre di Natà, che non ha trovato posto alla corda e quindi si adegua all'esterno, anche perché davanti c'è il favorito. Più indietro c'è Ezechiela che segue in terza posizione lungo la corda, davanti a Heller Soap. Percorsi esterni c'è anche Estia SL. E intanto se ne vanno i primi 600 metri di gara con Etti del Ronco che li completa in un tranquillo 46,5. Ellie May Dalvio sempre in scia, terza posizione all'esterno per Dinatà, mentre viene via in terza ruota a questo punto Estia SL. A largo c'è anche End of West, poi Elenoir Treb, mentre in coda Dudville. Cavalli che affrontano la penultima piegata con tentativo in terza ruota di STSL, chilometro coperto in 1:18,4, STLL avanza ora con decisione, seguita nell'azione da End of West, ma allunga a questo punto Etti del Ronco e lungo la corda serra sotto Ellie May Dalvio. Cavalli a 400 dall'arrivo con STSL che cerca di prendere sotto tiro Etti del Ronco. Lungo la corda rimane Ellie May Dalvio, poi End of West, lungo la corda anche Ezechiela, completamento delle piegate, ingresso addirittura d'arrivo con in vantaggio Etti del Ronco che prova l'allungo, lungo la corda Ellie May Dalvio, finale con Etti del Ronco che vince nei confronti di Ellie May Dalvio. Al terzo ancora Estia SL, 1:16,9, 30,5 chiudere, perfetta distribuzione dei parziali da parte di Sandro Capenti che con Etti del Ronco in testa, in percorso di testa, vince davvero facile. Secondo posto per l'appostata Ellie May Dalvio che segue appunto l'andatura imposta dal leader per rimanere in scia fino in arrivo, mentre al terzo con percorso esterno scoperto Estia SL. Successo per Sandro Capenti, in sediolo a Etti del Ronco. Felice Facci al training per la scuderia Tatù.